Una messa di Pasqua a Venezia con l'Ucraina nel cuore e nelle azioni concrete di solidarietà sarà quella che domani mattina il Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, presiederà nella Basilica Cattedrale di San Marco e che le telecamere di Antenna 3 per il terzo anno consecutivo porteranno nelle vostre case in diretta a partire dalle ore 10. Il solenne pontificale di Pasqua sarà perciò carico di significati, aperto ai fedeli della diocesi, ma anche ai tanti turisti che sono tornati ad affollare Piazza San Marco e dintorni. L'ingresso in Basilica sarà libero, senza restrizioni o contingentamenti, ma con l'obbligo per tutti di indossare la mascherina FFP2 per tutta la durata della celebrazione. Questa sera, intanto, nella solenne veglia pasquale, il patriarca officerà il sacramento del battesimo a un giovane adulto di 28 anni. Domani il dramma della guerra e la ripresa della città, dopo 2 anni di pandemia, saranno molto presenti nelle parole di Monsignor Moraglia per celebrare una Pasqua di risurrezione e un'invocazione alla pace. Domani mattina, Pasqua di Risurrezione, alle ore 10, il Patriarca Francesco presiederà la Santa Messa presso la Basilica Cattedrale di San Marco a Venezia. La celebrazione sarà trasmessa in diretta da Antenna 3, canale 10. Vi aspettiamo dunque, come sempre.